rispetta la facciata della tua abitazione. Scegli Tecnopoint, i climatizzatori invisibili senza l'unità esterna dell'impianto. Facili da installare, silenziosi, interamente made in Italy e altamente performanti, sia con tecnologia ad aria che ad acqua. Con Tecnopoint, addio alle brutte unità esterne, perché l'essenziale è invisibile agli occhi. www.tecnopoint.com. Aderisci al circuito Venetex. Perfetto, come vi avevo promesso siamo nuovamente in studio. Io ringrazio ad aver partecipato il dottor Enrico Bernardi, primario di pronto soccorso negli ospedali di Treviso, Conegliano e Vittorio Veneto. Dottor Bernardi, tutti e tre, perché con uno era poco sostanzialmente, immagino, sì? No, non è quello, è che il direttore ha ritenuto di avere fiducia in me. Lo ringrazio per questo e basta. Però deve avere un carico di lavoro importante. Sappiamo che il pronto soccorso non è proprio una passeggiata. Ne approfondiremo magari in una prossima trasmissione. E il dottor Giovanni Leoni, la ringrazio, vicepresidente dell'Ordine Nazionale dei Medici e rappresentante dello stesso per Venezia e per il Veneto. Grazie, dottor Leoni, di essere stato con noi. Grazie a voi, grazie per l'invito. Anche con lei magari ci risentiremo in futuro per approfondire questi temi. Io, per chiudere la trasmissione di oggi, manderei, come si suol dire, copertina di chiusura, il filmato che vi avevo anticipato prima su quanto i medici di base debbano far fronte quotidianamente a tante problematiche, e il mio ringraziamento va ai miei ospiti ovviamente, ma a tutti loro, a tutto il corpo di medicina che, nonostante tante problematiche che il Paese ha dovuto affrontare, talvolta di più di altri, ha comunque fatto fronte a una situazione straordinaria e tanto inaspettata che purtroppo ha coinvolto tutti quanti noi. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Grazie. Io ho un numero medio di telefonate a settimana, dal lunedì al venerdì, di 600. Numero medio di mail settimanali 120. Medici di famiglia, ma anche le guardie mediche, stanno acquistando i dispositivi, quindi parlo di mascherine, di camici monouso, di visiere, di tute, a proprie spese. Che tante volte quando uno a mezzogiorno basta, no veramente, a mezzogiorno io ne la faccio più. Dai, rispondi, va, manca poco, stampa, ok. Studio medico, buongiorno, positiva. Ok, ancora positiva. È incredibile, guarda, è una guerra persa. È una guerra persa, purtroppo. Solo il certificato del suo mondo. E la gente gioca. Un medico con 1500 pazienti sta lavorando in media 60-70 ore a settimana. Stiamo ricevendo dalle 300 a 400 telefonate a settimana, tra telefonate, sms, whatsapp, stiamo rispondendo alle mail, stiamo continuando a visitare in studio, chiaramente con accessi differenziati e su appuntamento. Ho fatto un lavoro statistico mio, io ho un numero medio di telefonate a settimana, dal lunedì al venerdì, di 600. Poi ho telefonate di fine settimana, sabato e domenica, sul cellulare 50. Il numero medio di WhatsApp settimanali dal lunedì al venerdì sono 200, quindi 40 al giorno. Numero medio di mail settimanali 120. Stiamo facendo il contact tracing, che non spetterebbe a noi, ma lì dove gli uffici di igiene e sanità pubblica non funzionano per carenza di personale. Io ho un numero Stanco di vedere quelle brutte unità esterne? Scegli Tecnopoint, i climatizzatori invisibili. Chiedi al tuo installatore o visita il sito www.tecnopoint.com.